Tragedia all'alba, coppia di giovani fidanzati in auto finisce in un lago a Porcia, la 24enne riesce a salvarsi, il ragazzo 29enne muore annegato, un residente e un poliziotto si tuffano per aiutarlo ma invano, dolore nel Trevigiano dove vivono i familiari della vittima. Parla Umberto Zaia, uno dei soccorritori, era buio, ho fatto tutto il possibile per salvarlo ma non ce l'ho fatta, ricordo le urla disperate della ragazza. Momenti di terrore ieri sera per una tabaccaia di Cessalto seguita da due banditi in auto mentre tornava a casa dal lavoro. I malviventi hanno sfondato il finestrino con un cacciavite colpendolo alla testa. La sua testimonianza: a Gaiarina nel pomeriggio un ultra ottantenne aggredito da un malvivente che cerca di strappargli la borsa della spesa e lo fa cadere a terra, l'anziano ferito in ospedale. È finito in carcere il ginecologo 55enne che aveva esercitato all'ospedale di Montebelluna, accusato di violenza sessuale su 3 pazienti, l'uomo arrestato dai carabinieri. Dopo mesi di ritardo, giovedì 6 aprile l'inaugurazione dell'innesto tra Superstrada Pedemontana Veneta e A27 al casello di Spresiano, il taglio del nastro con Salvini e Zaia. Amministrative 2023 a San Biagio di Callalta, la candidata sindaco del centrodestra è Valentina Pillon, che viene sostenuta anche dal terzo polo. Aspettando la dunata degli alpini questa sera dalle 21 in diretta dall'Uomo di Motta di Livenza vivremo le emozioni alpine nei brani più suggestivi e indimenticabili interpretati dal coro dei cori. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la tragedia di questa mattina all'alba di Porcia, dove è morto un giovane di 29 anni dominicano residente nel Pordenonese, ma i suoi familiari sono del trevigiano della zona di Montebelluna. Era in auto con la sua fidanzata quando la traiettoria a un certo punto è impazzita, è finito in un lago a soccorrerlo un poliziotto e un residente. Questa la cronaca. La macchina è andata dritta praticamente sulla curva, poi la ragazza è riuscita a uscire dall'auto da sola, penso dal finestrino, ed è arrivata fino sotto casa qua. E sotto casa qua urlava e noi abbiamo sentito le urla, io ho aperto la serranda della camera da letto e lei urlava che la macchina era andata dentro il lago. Non sono ancora le 5 del mattino in via Cartiera, Rorai Piccolo di Porcia, quando le urla di una ragazza svegliano Massimo Pinavaria e Umberto Zaia, residenti in questa palazzina vicina al lago. Ci sono una giovane di 24 anni sotto shock e un'auto capovolta nell'acqua a qualche centinaio di metri di distanza. All'interno dell'abitacolo un 29enne dominicano, Hector Moises Benzant, residente a Pordenone con i familiari nel Trevigiano in zona Montebelluna. Umberto e Massimo non ci pensano due volte e si precipitano in strada. Siamo andati, la macchina era proprio in fondo ed ha rotto la recinzione e si è ribaltata proprio al contrario. L'illuminazione per motivi di risparmio era tutta spenta, quindi era tutto buio. Se non c'erano le 4 frecce della macchina non si vedeva neanche la macchina. E Umberto si è buttato in acqua, per fortuna toccava, però ha preso la maniglia ma scattava a vuoto e non si riusciva a aprire la porta e poi comunque non si vedeva. Sono attimi disperati, ogni secondo è prezioso, arrivano anche i soccorsi, il SUEM, i vigili del fuoco, la polizia con un agente che a sua volta si getta in acqua e raggiunge Umberto Zaia. Il giovane alla fine viene tirato fuori dall'auto ma è troppo tardi, l'ultimo respiro in ambulanza. A finire in ospedale a Udine la giovane donna e il poliziotto, entrambi in stato di ipotermia. Scattano poi la fase del recupero della macchina e quella delle indagini. La traiettoria dell'auto è come impazzita in questo tratto di strada, prima l'invasione della corsia opposta, poi l'urto contro il marciapiede, da qui la carambola con la rete metallica che viene squarciata. L'ipotesi investigativa è che i due giovani, prima dell'impatto, stessero litigando, spazzati via anche alcuni fiori a memoria di un altro incidente mortale avvenuto qualche anno fa. Hector lavorava nel ristorante a ridosso del laghetto, dove restano la disperazione e lo shock, ma anche una serie di gesti di eroismo. Umberto è uscito, però ha preso un sacco di freddo, infatti me l'hanno fatto portare a casa, l'abbiamo messo sotto la doccia che non sentiva più gli arti, si è ripreso e poi è tornato dopo. Io invece sono rimasto lì e ho visto che hanno tirato fuori il ragazzo, l'ha messo sulla barella, ma i rianimatori hanno fatto quello che potevano.
Umberto è Umberto Zaia, il primo vero soccorritore di questi ragazzi. Questa è la sua testimonianza. Ho sentito queste grida, aiuto, 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 ma al momento mi sveglio di colpo e non è che... Dopo si ripetevano, aiuto, aiuto. Al momento ho pensato una ragazza da sola, non so che ora era notte, ho detto, mi è venuto così, ho detto magari è qualcuno che qualcuno sta cercando di farle violenza, non so, qualcosa. Poi a un certo punto è caduto sul lago, sta morendo, io ho tirato sulle tapparelle, ho visto questa ragazza, ma al momento anch'io mi sveglio così, come, chi sta morendo sul lago? Sì, siamo caduti, venga. In quel momento l'unica cosa, ho preso il telefono, non so neanche cosa ho fatto, 112, 113, non so neanche, e allo stesso tempo mi mettevo sulle scarpe, dopo ho avvisato, guardi che qui c'è una ragazza che mi chiede aiuto, adesso scendo, vado giù, non ho fatto il giro per la strada, sono andato da sotto che è tutto buio, la strada non era illuminata, era tutto buio. Ho visto questa ragazza che era disperata, era proprio, guardi, se penso alle parole che, nel momento sono andato là, ma cosa potevo fare io? E dopo la ragazza si è buttata dentro di nuovo, io sono andato dietro, anch'io, faccia qualcosa, cosa potevo fare? La macchina era capovolta. Non si vedeva niente, era tutto nero. Ho provato a tastoni le portiere, ma erano chiuse. Dopo in lontananza ho sentito queste sirene, ho detto l'acqua era ghiacciata. Ma sono entrato un momento, era ghiacciata, poi non sentivo più niente. A saperlo, magari se mi portavo un martello, ma quei secondi là, cosa fa uno? Uno dei due poliziotti si è buttato dentro con me e gli ho detto hai per spaccare il lunotola, ma erano passati minuti, già da quando che lei è arrivata lì, perché non so quanto tempo la ragazza è stata a urlare magari dall'altra parte, non lo so, e dopo è venuta su qua, erano già passati minuti. Io non so se le strade devono essere illuminate, per me sì, punto e basta, se magari le luci si spengono in altri momenti, con questo non voglio dire che è responsabilità però tutto un insieme, non lo so. Non ha esitato, si è buttato. Cosa devo fare? Mi sono buttato, questa ragazza che ha fatto il possibile e l'impossibile, si è ributtata dentro nonostante tutto il freddo che era tutta si è ributtata dentro. Io adesso non voglio neanche pensare alle due famiglie. È molto provato. Quando sei là impotenti, cosa si fa quando si è impotenti di fronte Io mi giravo, c'era solo questa ragazza che mi diceva fa qualcosa. Però lei ha fatto tanto. Non so, io sono qua che ancora che penso, forse se prendevo il martello andavo giù subito senza telefonare, ma non so quanto sono stato dentro, non so, ma l'impotenza di fronte a certe cose. Tentato scippo nel pomeriggio a Gaiarine con un pensionato ultra ottantenne finito in ospedale. I fatti alle 16 in via dei Fracassi. L'uomo stava percorrendo la strada a piedi portando una borsa della spesa quando è stato avvicinato da uno sconosciuto a bordo di una bicicletta. Quest'ultimo ha strattonato l'anziano tentando di rubargli la borsa senza peraltro riuscirci. L'ottantenne ha così perso l'equilibrio finendo a terra e riportando delle lesioni sembra lievi. Si trova comunque sotto osservazione in pronto soccorso Conegliano. Sulle tracce del malvivente i carabinieri che sono anche sulle tracce dei malviventi che ieri sera, poco prima delle 8, hanno colpito nella zona di Cessalto, pedinata e rapinata la tabaccaia di Chiarano. Ho avuto paura ma vado avanti, dice, portando i segni dell'aggressione sul volto. Questa la sua testimonianza. Io ero arrivata a casa e queste due persone sono venute dietro, mi hanno inseguito e quindi non sono nemmeno uscita dalla macchina che subito mi hanno aggredito, hanno rotto i finestrini della macchina e mi hanno portato via la borsa. Erano in due quindi? Sì, uno mi ha aggredito, uno era in macchina. E l'ha aggredita come? Aveva in mano, non so se un cacciavite qualcosa aveva in mano.
e basta. Sono attimi di terrore quelli vissuti dalla signora Maria Cristina, tabaccaia di Chiarano. Sono circa le 8 di sera quando due malviventi le portano via l'incasso di una giornata dopo averla pedinata con ogni probabilità dal suo negozio fino all'abitazione. L'aggressione forse con un cacciavite, i segni sul suo volto sono ancora visibili. Qua mi ha tagliato e di qua invece forse mi ha dato un pugno, non lo so perché poi... Con la punta del cacciavite? Sì. Io ho subito altre rapine, altri furti, non rapine, però così è la prima volta. Ad aiutare la donna e la nipote, poi subito la chiamata ai carabinieri, scatta la caccia all'uomo, anzi agli uomini, entrambi erano travisati. La zona, soprattutto quella industriale di Cessalto, è spesso al centro di furti, ma un fatto del genere inquieta. Siamo presi molto male con questa gente, si ha paura di tutto, tocca sedersi in casa, non uscire di sera. È un fatto molto grave. Porco cane, guarda te, io la conosco da una vita sta ragazza qua, però cosa vuoi che ti dica? Me l'ha detto adesso, io non sapevo niente, sinceramente non sapevo niente. Poi in testa veramente, cosa vuoi che ti dica io? Questa anche dinamica è particolare e ci mette un po' in attenzione tutti gli enti. So che questa mattina gli inquirenti hanno già incominciato a fare le loro attività, quindi speriamo anche che si possa risalire a chi è stato. Lo stesso sindaco ha portato a Maria Cristina la solidarietà di Cessalto e ora auspica non solo che i delinquenti vengano individuati, ma che vi sia certezza della pena. La diretta interessata intanto reagisce con forza. E quindi oggi lei come sta? Le hanno dato una prognosi? No, 3 giorni, ma partite IVA dobbiamo sempre lavorare. Quindi sempre avanti. È sempre avanti. E migliorano le condizioni del quindicenne del Monte Bellunese colpito da meningite, ricoverato all'ospedale Cafoncello. Il ragazzo è uscito oggi dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto. Il quindicenne aveva manifestato i primi sintomi della malattia mercoledì sera. Giovedì era stato portato dai familiari all'ospedale di Montebelluna. In queste ore sono una quarantina le persone sottoposte a profilassi tra familiari, amici e compagni di scuola del giovane. E rimaniamo a Montebelluna, dove è finito in carcere il ginecologo 55enne che aveva esercitato all'ospedale, accusato di violenza sessuale su 3 pazienti. I carabinieri di Montebelluna lo hanno rintracciato ed arrestato. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Si tratta di un medico ginecologo 54enne che esercitava all'ospedale di Montebelluna. È accusato di violenza sessuale aggravata e continuata. L'uomo dovrà espiare la pena di quasi 3 anni di reclusione. Il giudice ha confermato anche l'esecuzione delle pene accessorie, quale l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione della professione per la durata della pena principale. L'arresto è avvenuto sulla base delle prime 2 condanne passate in giudicato. Nel primo caso il professionista condannato in rito abbreviato ad 1 anno avrebbe importunato una paziente poco più che ventenne durante una visita ginecologica avvenuta all'ospedale di Castelfranco. A marzo 2020 un'altra paziente visitata all'ospedale di Montebelluna aveva denunciato di essere stata pesantemente molestata dal ginecologo in 2 visite distinte. Per il secondo episodio è stato condannato a 2 anni e 6 mesi. Non solo, ma una terza donna dal Montebellunese si era fatta avanti accusando il 54enne di averla molestata durante una visita ginecologica. Per questo terzo caso il medico è stato condannato in primo grado ad 1 anno e 4 mesi. Ora si trova nella casa circondariale di Treviso. Chiederemo la conversione in misure alternative, ha annunciato il suo legale, l'avvocato Alessandra Nava. Superstrada Pedemontana Veneta, giovedì 6 aprile, l'inaugurazione dell'atteso innesto con la 27 al casello di Spresiano. Ad annunciarlo è stato il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che tornerà dunque nella Marca giovedì per il taglio del nastro accanto al governatore Luca Zaia. Una serie di ritardi hanno fatto slittare l'inaugurazione di questo innesto di circa 4 mesi. Con quest'opera sarà ultimata la Pedemontana, che poi verrà completata nel suo tratto più a est. Rimane infatti da ultimare il tratto fino a Montecchio, atteso entro la fine del 2023, così dunque per la Pedemontana Veneta.
Parliamo di politica, di amministrative di primavera, le amministrative 2023, presentata questa mattina a San Biagio di Callalta la candidata sindaco del centrodestra che in questo comune si presenta unito. Valentina Pillon, una giovane donna, già consigliere comunale che piace e viene sostenuta anche dal terzo polo. 28 anni, nata e cresciuta a San Biagio, laurea in economia aziendale ed un lavoro come responsabile del settore ragioneria di un comune della Marca. È Valentina Pillon, la candidata a sindaco di San Biagio di Callalta per il centrodestra. Grande appassionata di sport, pattinaggio in particolare, che pratica da quando era bambina ed ora come allenatrice dei ragazzi. E proprio dai giovani e dalle famiglie Valentina Pillon vuole partire. Stiamo vivendo un inverno demografico, noi crediamo che questo sia un punto assolutamente da valorizzare e in cui credere fermamente con delle politiche attive che riportino al centro la persona. Vogliamo investire in questo sia nelle famiglie tradizionali che anche in tutte quelle famiglie che oggi si trovano single piuttosto che monoreddito in situazioni di disagio, ed è il motivo per cui noi ci facciamo interprete davvero della mia generazione e di tutti i bisogni delle giovani coppie che oggi si trovano ad affrontare dei momenti davvero di difficoltà. Giovani, sport ma anche anziani, di infrastrutture nel programma del centrodestra che a San Biagio, non accade in altri comuni della Marca, si presenta unito. Dopo 10 anni di amministrazione di sinistra, la necessità di ricompattare le fila e di dare un'offerta politica chiara ai cittadini di San Biagio era la nostra priorità. È stato trovato un gruppo di persone disponibile a portare avanti questo percorso e quindi qui a San Biagio la candidatura di Valentina Pillon è stata la cosa più naturale. È donna, è giovane ed è preparatissima e quindi questo ci ha portato ad individuare lei come la miglior candidata per San Biagio, dove da molti anni, troppi anni, c'è la sinistra e dove oggi il centrodestra vuole andare a governare. Abbiamo chiuso San Biagio di Callalta con una candidata importante, l'abbiamo inseguita per molto tempo, oggi finalmente abbiamo potuto presentarla, una candidata autorevole, giovane, preparata e sulla quale puntiamo molto. Ma la giovane candidata del centrodestra piace anche al terzo polo, che a San Biagio non presenta una propria lista. Ha maturato una sua esperienza in consiglio comunale, ma anche un'esperienza e delle competenze in materia di bilanci pubblici per motivi professionali. Quindi noi premiamo la competenza, quindi siamo sicuramente a favore di questa candidatura che può assicurare a San Biagio una ottima amministrazione. Da San Biagio a Treviso, sempre per le amministrative, Forza Italia e Coraggio Italia hanno presentato oggi il simbolo della lista che sostiene Mario Conte. Il gioco di parole, con te, che svetta accanto alla torre civica e sotto i simboli dei due partiti Forza Italia e Coraggio Italia. Amministrative 2023, presentato il simbolo della lista che vuole rappresentare il mondo dei moderati nel centrodestra ed appoggia Mario Conte sindaco, giocando proprio sul nome. Però è un simbolo che significa anche con te Treviso ed è proprio la volontà di abbracciare la città attraverso un forte movimento civico e partitico come esperimento che assieme abbracciano la città nell'interesse appunto dei trevigiani. Una civica, pur con i due partiti nazionali, che sottolinea una componente liberal popolare e moderata. Tutti i candidati verranno presentati a breve, ma già si conoscono alcuni nomi di professionisti ed imprenditori. Rappresentano sia il nostro mondo imprenditoriale, ma soprattutto anche professionale, e abbiamo tante facce nuove. Tanto è vero che quasi l'80% dei nostri candidati non hanno mai corso in tornata elettorale. Della partita dovrebbe essere anche il giudice Mascolo presente in sala. Tra le ricandidature, oltre ad Andrea De Checchi, attuale vice sindaco, che rinvia al dopo voto la discussione sugli incarichi, anche Davide Acampora. Mi rimetto a disposizione, come ho fatto negli ultimi 10 anni della mia vita, rispetto ai cittadini di Treviso, con grande passione, con grande disponibilità. Un progetto politico che parte da Treviso e potrebbe essere esportato a livello nazionale. Noi portiamo avanti questa partita iniziando da Treviso, un progetto che parte da qui, per cui ne siamo molto orgogliosi sia come veneti che soprattutto come trevigiani e credo che sia un progetto che potrà dopo rappresentare il paese intero. Nel centro-sinistra cittadino si presenta invece Treviso Civica. Treviso Civica, la lista che sostiene Giorgio Denardi nella corsa a Casugana, ha presentato i candidati consiglieri ed i punti chiavi del programma. La presentazione della lista
che mantiene il suo simbolo caratteristico arancione, anche se quest'anno volge un po' a rosa, nel senso che 5 anni fa avevamo 16 uomini e 16 donne candidate, quest'anno abbiamo 19 donne e 13 uomini candidati. Una presenza femminile molto significativa e di grande qualità, come peraltro quella maschile, quindi siamo molto contenti, abbiamo faticato nel comporla perché abbiamo scelto tutte persone con un profilo che potessero dire qualcosa a favore della città, per dare un contributo fattivo alla città e al nostro programma. Programma che coinvolge quartieri e centro e punta su ambiente, persone, cultura, giovani e scuole. La ricetta per il centro è quella della pedonalizzazione. Nel centro troveranno parcheggio e accesso i residenti, le persone fragili che hanno bisogno dell'auto e non possono fare in modo diverso, ma per tutte le altre vanno incentivati invece delle zone di parcheggio limitrofo e magari molto più consistente, possibilmente non a raso, e invece vanno assolutamente stimolate le persone a raggiungere a piedi e in bicicletta il centro e a goderselo, perché una pedonalizzazione significa anche, come sta succedendo adesso in questo momento qui intorno a noi, significa anche la possibilità di sviluppare commercio e tutte le attrattive di Treviso in un modo molto più vantaggioso. Parla invece del PNRR e delle tensioni tra Roma e Bruxelles che potrebbero costare care anche al territorio il candidato sindaco del Partito Comunista. Non vorrei filosofeggiare, ma in realtà questa Europa fondata soltanto sugli grandi interessi economici della trilateral e dei banchieri europei sta mostrando tutti i suoi limiti, evidentemente, anche cercando di fare qualcosa di meritorio, di positivo, perché il fatto che il 75% di queste somme siano in prestito a tasso agevolato, poi bisogna vedere, bisogna restituirle, il 25% a fondo perduto non è male in senso generale, però le costrizioni e i vincoli e quant'altro evidentemente non sono strutturate in maniera adeguata. Poi ci si sta lacerando le vesti, se la colpa fosse di prima. Fino a qualche mese fa il Presidente del Consiglio di questa Repubblica era l'uomo più europeo dei 60 milioni di italiani e lui continua a sostenere, non lo dice lui, lo fa dire da qualcun altro, avessi continuato io probabilmente questi problemi non ci sarebbero stati. Insomma, è tutto costruito sull'acqua, c'è poco, ci sono i problemi che dice il sindaco e ha ragione, perché le condizioni economiche sono cambiate molto nel frattempo e le procedure sono quelle che sono, ma non si possono fare scorciatoie. E quindi mi faccio dire qualcosa su questo nuovo regolamento degli appalti, ma non è possibile immaginare che fino a 500.000 euro si possano affidare quasi senza tutela e senza selezione gli appalti in questa nazione. Gli appalti e poi ancor peggio i subappalti. La criminalità è alle nostre spalle e stringe ancora, perché il denaro facile in una società in cui il denaro rappresenta uno degli ultimi rifugi morde molto. Dobbiamo stare attentissimi e filtrare. Sempre la politica, è la 54enne Francesca Caccin di Fratelli d'Italia, il nuovo assessore alle politiche sociali, alla famiglia, alle pari opportunità e ai rapporti con l'ULSS 2 del comune di Mogliano Veneto. L'annuncio ufficiale del sindaco Davide Bortolato questa mattina dopo i giorni polemici sulle dimissioni di Giuliana Tocchet con il PD che aveva attaccato il primo cittadino accusandolo di barattare con Fratelli d'Italia un assessorato per garantirsi un appoggio alle elezioni amministrative del prossimo anno dopo l'uscita dalla Lega di gran parte della maggioranza. Staremo quindi a vedere e noi adesso andiamo in pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per occuparci dei riflessi trevigiani della bufera che ha investito il Presidente del Senato La Russa per le frasi sull'attentato di via Rasella. Insorge l'Ampi trevigiana. Io credo che sia una cosa allucinante, non so nemmeno come uno che ha un incarico del genere, anche se pensa a quelle cose, perché si sa
che viene da quella storia, no, possa fare una dichiarazione del genere, oltretutto falsificando le cose. È allucinante che una persona così sia la seconda carica dello Stato. Lo stupore e lo sdegno di Ampi Treviso fanno eco alla rabbia dei vertici nazionali dell'Associazione Partigiani e della Comunità Ebraica. Nel mirino non uno qualsiasi, ma la seconda carica dello Stato. Le parole di Ignazio La Russa al podcast di Libero servivano forse a cercare di difendere Giorgia Meloni dalle polemiche sulla sua ricostruzione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, con le 355 vittime uccise perché italiane, secondo la Premier, e non perché antifasciste. Ma l'effetto della difesa di La Russa è stato peggiore. Secondo il Presidente del Senato, l'attentato partigiano di Via Rasella, il 23 marzo 1944, che provocò la rappresaglia delle Fosse Ardeatine, colpì non dei nazisti, ma una banda musicale di semipensionati. Ce n'è abbastanza per far saltare sulla sedia Lampi. Questi qui non erano una banda di musicisti, questi qui erano dei soldati inquadrati nelle SS che venivano oltretutto avevano appena finito una esercitazione al poligono di Tiro. Non so se al poligono di Tiro si va per suonare. L'accusa alla Russa e alla parte meloniana del governo è chiara: revisionismo e inaccettabile ideologia, ma per Varnier c'è poco da stupirsi. Per loro dire che il fascismo è stato un crimine, c'è una grossa difficoltà, sono arrivati a fatica a dire qualcosa contro le leggi razziali, ma le leggi razziali sono del 1938, ci sono 18 anni precedenti che il fascismo ha commesso crimini per andare al potere, ha ucciso oppositori politici, sacerdoti, si arriva nel 24 all'omicidio di Matteotti. Tutto questo mentre il 25 aprile si avvicina, con un clima ancora una volta teso e denso di polemiche. Noi facciamo un appello a tutte le forze antifasciste, anche quelle più lontane da noi, insomma, perché ci sia innanzitutto perché si riconosca che il 25 aprile è la data fondativa di una nuova Italia, di una Italia democratica. Voltiamo pagina, alleggeriamo i toni e andiamo a Motta di Livenza perché è tutto pronto per la grande esibizione del Coro dei Cori che vi trasmetteremo questa sera in diretta a partire dalle 21. Vedo il nostro Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Buonasera Lucio. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antena 3, siamo in diretta dall'esterno del Duomo qui di Motta di Livenza dove questa sera dalle 21 trasmetteremo questo concerto del Coro dei Cori. Come vedete ci sono già parecchi alpini che stanno attendendo questa serata, siamo con il capogruppo degli alpini di Motta, Roberto Beltrame. Capogruppo, perché questa iniziativa questa sera? Ma tutto nasce dalla nostra fondazione che nel 2022 ricorrevano i 90 anni appunto della fondazione del gruppo. Siamo partiti a ottobre con una manifestazione e ci siamo portati adesso appunto in questo periodo, in preludio anche, come hai detto prima, al discorso della Dunata a maggio. Vi siete organizzati per la Dunata? Perché mi dicono che è già tutto pieno a Udine, c'è gente che andrà a dormire, addirittura riaprono le ex caserme, mi hanno detto. Sì, organizzatissimi, perché ovviamente i friulani sono anche molto numerosi, quindi ovviamente hanno anche tanti veneti, perché quanti di noi hanno fatto proprio in quelle zone in Carnia il servizio militare? Sì, tantissimi, io stesso sono fatto in quelle zone, quindi vicino nella zona del Cadore, ma comunque sempre vicino al Friuli, insomma. Ecco, ricordiamo allora, voi avete il vostro raduno di sezione, quando ce l'avete? Sì, ecco, ripeto, per concludere il nostro festeggiamento del gruppo abbiamo il raduno sezionale il 14, 15 e 16 aprile, come il prossimo 21, insomma. Che tra l'altro noi trasmetteremo in diretta perché poi fate la Santa Messa davanti al sagrato, questa volta del santuario. Esatto, davanti alla Basilica Madonna Miracoli faremo la messa appunto solenne del nostro raduno, insomma. Ecco, giusto per dire, questa sera grande serata legata proprio ai cori alpini, a quelli che sono i brani della storia alpina, perché si partirà ovviamente da alcuni brani di tenore religioso, poi si andrà a ricordare i nostri caduti durante la ritirata di Russia. Ci sono dei momenti molto particolari. Sì, esatto, momenti molto particolari, e andremo a concludere la serata con una canzone inedita, che è quella che praticamente
riguarda questo concorso, la canzone per la donata, una canzone inedita che andremo a presentare e a premiare ovviamente gli autori di questa, insomma. Che poi è un'anteprima che noi trasmetteremo in diretta questa sera. Sentite, sono le 8, Cristian credo che tu abbia delle altre notizie da dare, per cui noi vi diamo appuntamento tra esattamente un'ora per il concerto del Coro dei Cori qui da Motta di Livenza. A te la linea. Grazie Lucio, grazie davvero, fra un'ora precisa, spaccata qui su Antenna 3, il Coro dei Cori tra passato, presente e futuro con questo brano inedito. E a proposito di musica ed emozioni, ritorniamo alla giornata di ieri, andiamo a Treviso per un concerto davvero sorprendente nel giorno del compleanno di Bach. Bach in the Subways, iniziata per la prima volta a New York, è una manifestazione che si svolge in tutto il mondo il 31 marzo, giorno in cui nacque il compositore e musicista tedesco del periodo barocco Johann Sebastian Bach. Una piccola folla di incuriositi utenti nell'atrio della stazione ferroviaria di Treviso per assistere al concerto di Giulia Bazzolere e dei suoi ospiti. Per una volta il pubblico, per ascoltare la musica classica, non deve andare in teatro, ma siamo noi musicisti che offriamo questo concerto per i pendolari. Un contesto inusuale, ma di certificato effetto, e i brani suonati e cantati sono stati apprezzati dal pubblico, che a lungo ha seguito l'esibizione degli artisti che si sono via via succeduti, come la violinista Valentina Danelon e il baritono Cenedese. L'Ave Maria di Gounod è forse uno dei pezzi più conosciuti di Johann Sebastian Bach. Ovviamente l'autore Gounod utilizza quello che è il primo preludio del clavicembalo ben temperato e costruisce su di esso l'Ave Maria, appunto, quella che tutti conoscono. E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove si infiamma il dibattito intorno al PNRR, 3 anni per completare le opere, ma l'allerta si fa ogni giorno più alta, i sindaci non ci stanno a essere messi sotto accusa. Il primo cittadino di Belluno dice: chiediamo subito una proroga, se no si rischia la paralisi del sistema. Con gli stessi dipendenti, con le stesse forze in campo, con una burocrazia che è rimasta tutto sommato la stessa, i comuni rischiano di non arrivare in tempo a chiudere le gare per le opere da realizzare con i fondi PNRR. La scadenza del 2026 è dietro l'angolo e l'Europa preme. Palazzo Rosso, con i suoi 26 progetti da attuare, si è unito all'appello dell'ANCI. Non riusciamo a trovare tecnici, difficoltà perché le materie prime sono aumentate a dismisura, e quindi la difficoltà dei comuni proprio di realizzare in tempi che sono veramente stretti tutte queste progettazioni. Gli ostacoli, afferma De Pellegrin, sono tanti e stanno mettendo in difficoltà la macchina comunale. La richiesta al governo è quella di un differimento immediato di almeno 3 mesi. La proroga è un atto dovuto, spiega il sindaco, che dice pure come sui ritardi del PNRR i comuni non abbiano alcuna responsabilità. Non condivide questa presa di posizione, in parte anticipata durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale, la capogruppo Dem Claudia Bettiol. Mi sembra una sorta di messa in avanti delle mani per preparare la gente al fatto che potrebbero anche non utilizzare questi soldi. Io penso che invece vada fatto tutto il possibile e anche l'impossibile per utilizzare queste risorse, perché un treno come questo passa oggi ma non passerà più negli anni a venire. Per Claudia Bettiol si tratta di organizzare il personale del comune, che è preparato e qualificato, e incentivarlo a lavorare per utilizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR. Scettico anche l'ex sindaco Jacopo Massaro, oggi capogruppo di Movimento. Da sempre sappiamo, afferma, che la scadenza del 2026 è un problema irrisolvibile. Il vero dato politico attualmente è che probabilmente invece si possono chiedere delle modifiche che ci consentano di concentrare le risorse economiche che oggi non riusciamo a spendere
nei progetti che già invece stiamo mettendo a terra, e questo consentirebbe sostanzialmente di portare a casa tutto. Il presidente dell'Anci De Caro ha invitato i sindaci a stare lontano dalle polemiche, ma ha pure esortato a fare quel gioco di squadra istituzionale che finora è mancato. Diciamo anche che lo Stato italiano e le regioni non hanno sicuramente favorito la messa a terra di queste risorse, non rendendosi conto dei lacci e lacciuoli che in qualche maniera ci impediscono di poter lavorare in modo rapido. La cronaca: questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 51 per lo scontro tra due vetture che ha causato il ferimento di due persone. L'incidente è avvenuto in località Bosconi, in comune di Belluno. I pompieri arrivati dalla sede centrale hanno messo in sicurezza le auto ed estratto uno dei conducenti che era rimasto incastrato nell'abitacolo. Entrambi i feriti sono stati trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Polizia stradale e locale hanno eseguito i rilievi del sinistro. Incendio del tetto di un'abitazione. La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti a San Pietro di Cadore in via Pradetto. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni hanno partecipato squadre dei pompieri di Santo Stefano di Cadore e Belluno con i volontari di Costalte ed Osoledo. Per domare le fiamme sono state impiegate 4 autopompe, un'autobotte e un'autoscala. I 18 operatori sono così riusciti a circoscrivere le fiamme alla sola copertura, evitando un incendio generalizzato. Le operazioni sono poi proseguite per realizzare una copertura provvisoria del tetto utilizzando dei teli di nylon. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Dal Comelico al Feltrino a Feltre città per parlare di mobilità e di un tema eterno per la città del Castaldi, la pedonalizzazione e adesso il ritorno alla mobilità di prima. Con la giunta Perenzin questa era diventata un'area pedonale. Adesso con il cambio della guardia, Colle delle Capre, la giunta Fusaro, la parte bassa del centro storico di Feltre è tornato ad essere percorribile da parte delle autovetture. E noi questa operazione l'abbiamo iniziata subito come siamo stati eletti, perché avevamo valutato una serie di condizioni che a nostro modo di vedere erano favorevoli per quanto riguarda soprattutto i cittadini che hanno difficoltà di raggiungere il centro. Abbiamo pensato anche che potesse dare un aiuto al commercio, pur sapendo che effettivamente è un settore in crisi e quindi può anche non dipendere certamente dall'apertura del centro. Sono assolutamente non favorevole, anche se ho questo locale qui e sono nel centro. A me sembra meglio. Io sono soddisfatto che ci sia il passaggio delle auto. Era forte la convinzione che la riapertura del centro sicuramente non avrebbe risolto il problema del commercio a Feltre, ma era una delle situazioni che avrebbe potuto contribuire a migliorare quello che è in atto, ossia un decadimento o una diminuzione delle attività commerciali. Sono propensa per la riapertura del centro. Ero favorevole alla vecchia soluzione di poter passeggiare tranquillamente. Per quanto riguarda le manifestazioni abbiamo già detto che ci sarà tutta l'opportunità per svolgere le manifestazioni e quindi noi siamo assolutamente certi, accoglieremo tutte le istanze ovviamente dei cittadini. Noi non abbiamo riscontri negativi a questo momento. Io non ho altri aggiornamenti da darvi, né da Belluno né da Treviso. È tutto anche per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Domenica delle Palme con condizioni molto instabili è la prima perturbazione del mese di aprile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la pressione atmosferica diminuisce, al mattino avremo nubi irregolari alternate a schiarite. A seguire aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni a carattere sparso. Temperature in calo, minime tra 3 e 8 gradi, massime tra i 15 e i 19 all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente bel tempo, col passare delle ore cielo variabile con qualche rovescio o temporale. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 17 e 18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite più ampie al mattino e possibilità invece di rovesci sparsi nel pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.